È il 1432. Al largo delle isole Lofoten, oltre il circolo polare artico, il patrizio e mercante veneziano Piero Querini, partito da Creta con un carico di spezie e vino, naufraga con i suoi marinai. Portato in salvo insieme a parte del suo equipaggio nell'isola di Rost, notò che gli abitanti si nutrivano di uno strano pesce, fresco o salato, oppure essiccato e battuto al sole. I pochi abitanti dell'isola erano in buona parte dediti alla pesca del merluzzo e alla sua essiccazione. Di quella permanenza, durata quasi 4 mesi, il Querini scrisse una relazione per il Senato di Venezia. Per 3 mesi all'anno, dal giugno al settembre, non vi tramonta mai il sole e nei mesi opposti è quasi sempre notte. Gli isolani, un centinaio di pescatori, si dimostrano molto benevoli et serviziali. Loro unica et sola risorsa è il pesce che portano a vendere nella città di Bergen. Prendono fra l'anno innumerabili quantità di pesci e solamente di 2 specie. L'una, che è in maggior, anzi incomparabile quantità, sono chiamati stockfisi. I stockfisi seccano al vento e al sole, senza sale, e perché sono pesci di poca umidità grassa, diventano duri come legno. Quando si vogliono mangiare, li battono col roverso della mannara, ed è grande e inestimabile mercanzia per quel mare d'Alemagna. Rientrato a Venezia, Querini non esitò a presentare al Maggior Consiglio questa leccornia, che entrò ben presto a far parte della tradizione culinaria veneziana, a tal punto che, fino alla metà del Novecento, esisteva in città una figura unica, il battibacalà, che ammorbidiva i pesci essiccati con l'ausilio di un grande martello in legno.